Benvenuti a Zevio, paese dal cuore antico e dalla tradizione agricola che pulsa forte. Qui ogni anno la comunità si ritrova per celebrare la festa della mela, un evento che racconta non solo un frutto prezioso ma anche l'anima e la storia di questo territorio. La festa della mela non è solo una festa, ma è un simbolo di passione e di unità. La campagna di Zevio da sempre presenta caratteristiche molto adatte alla produzione di mele, grazie al fiume Adige che la attraversa, rendendo i terreni facilmente irrigabili e di buon impasto. Nel 1952 si inaugura a Zevio, grazie alle aziende del territorio e a un'importante produzione, la prima festa della mela, che darà nuova vita e immagine a questo frutto, facendo diventare Zevio la terra delle mele. Qui generazioni si incontrano e si racconta come la mela sia una storia di casa e di famiglia. D'altronde la melicoltura è partita proprio da questa terra seguendo il fiume Adige. Una cultura questa che fonde il passato con il presente e con il futuro. Ne parliamo col signor Gabriele Bottacin. Buongiorno. Buongiorno. Signor Gabriele. Buongiorno. Eccole qua le nostre mele che qui in zona vengono chiamati anche i nostri pomi. I nostri pomi in dialetto veronese proprio. Le varietà che coltiviamo qui nel veronese principalmente sono 4-5 quelle principali. Passiamo dalla classica Golden Delicious, quella bianca, gialla che ben tutti conosciamo, la Gala, quella rossa, che è praticamente quella precoce e dolce, e poi abbiamo queste varietà, nuove introduzioni. Questa si chiama Astori Red, che è rossa, la nuova varietà che sta prendendo piede qui nel veronese come coltivazione. Sì, perché si pensa che nel veronese si possa coltivare e fare solo del buon vino, e invece non è così. Abbiamo una frutticoltura molto molto importante. Abbiamo detto prima che segue il fiume Adige, ma perché? Perché praticamente, molto probabilmente, subito dopo la guerra, sono nati i primi frutteti in queste aree e hanno ritenuto le aree più vocate quelle che seguivano il corso del fiume Adige, perché terre fresche, terre di medio impasto e con possibilità di avere facilmente la disponibilità dell'acqua per l'irrigazione. Il frutto della mela si inizia a raccogliere più o meno dal mese di agosto. In questo caso, in questa azienda biologica, si raccoglie nel mese di ottobre. Vero Simone? Tu raccogli ancora le mele a mano come si faceva una volta. Esatto, le mele vengono raccolte a mano perché per arrivare sui banchi poi dove noi le andremo a comprare in condizioni ottimali devono essere raccolte a mano in modo delicato e senza avere delle lesioni. Certo, naturalmente devono essere, cosa importante, devono avere il picciolo appeso. Esattamente, il picciolo identifica, diciamo, che la mela è stata raccolta in modo corretto. Ma noi come facciamo a sapere che tutte queste mele sono pronte per essere raccolte? In virtù di cosa? Viene sbloccata la data di raccolta dal tecnico della nostra cooperativa tramite degli strumenti che misurano gli zuccheri, gli amidi e la durezza. Allora andiamo a vedere le nostre mele già raccolte, perché c'è ancora qualcos'altro da raccontarvi. Eccole qua le nostre mele appena raccolte, sono bellissime, ce ne sono più grandi, di più piccoline, mi sembra che siano tutte sane. Sono bellissime queste mele perché hanno una uniformità di colorazione perfetta come richiede il mercato. La selezione viene fatta con molta cura e poi vengono controllate anche quando vengono messe nei magazzini di lavorazione, perché noi dobbiamo garantire al consumatore che la mela è sana, buona e al giusto grado di maturazione. Questa è una delle tante aziende biologiche del territorio, ci sono anche aziende tradizionaliste, sì, perché la mela ha tanti usi. La mela
ha il classico consumo fresco, quello che vediamo sui bancali del supermercato, del fruttivendolo, però si produce anche per l'industria di trasformazione ed in particolare anche a Zevio ci sono molte aziende che producono per la baby fruit, cioè devono dare un frutto che va trasformato sì per tipo yogurt piuttosto che gli omogenizzati, dove si garantisce un'assoluta sanità della mela. Out of reach. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time. In questo nuovo viaggio vi accompagneremo alla scoperta di 4 giorni di vero divertimento, sport e sapori autentici. E naturalmente ci accoglie il nostro sindaco Paola Conti. Buongiorno. Benvenuta a Zevio. Grazie. Queste giornate così importanti per il nostro paese, per il nostro territorio. Perché, sindaco, la festa della mela è così importante per Zevio e per il territorio? Perché è così importante perché intanto è nata 73 anni fa, ma stanno facendo degli studi perché sembra che forse sia ancora un po' più antica. Ed è importante perché la mela da sempre, fin dal secolo scorso, è uno dei prodotti più importanti, più tipici della nostra agricoltura, che ha fatto da volano anche per la crescita economica del paese. Cosa succede in questi 4 giorni? Quadrilatero di comuni e 4 giorni, abbiamo detto, di divertimento, sì, e sapori autentici all'ombra di questo meraviglioso castello. Questo meraviglioso castello che ci fa ombra da parecchi anni. Le sue origini sono molto antiche, le prime forse è il V secolo, IX secolo, dopodiché si vede che è un palazzo che è stato costruito in varie epoche, la parte più antica è quella con la torre, questa è la parte quando è diventato un palazzo signorile e l'ultima parte, là in fondo la più bassa, dal 1868 è diventata proprietà comunale, è diventata sede del municipio, ma prima ha avuto tanti usi perché anch'io ho fatto le scuole medie. Ma noi adesso vogliamo entrare in questo meraviglioso castello, portarlo nelle case dei nostri telespettatori, assieme non solo alla storia, ma anche alla cultura e al divertimento. Grazie, sindaco. Grazie. Nella Verona scaligera del 1300 prende vita questo castello, un castello vero e proprio con prigioni e sotterranei. Ne parliamo con Daniele Bressan. Buongiorno Daniele. Benvenuta Ida, benvenuti ai Itinerari. Il castello io lo vedo qua già da questa finestra, lambito da queste acque quiete che gli passano proprio accanto. Questo è il fossato del castello. Che è l'unica reminiscenza di un'epoca in cui il castello era una guarnigione, un luogo difensivo a servizio soprattutto della signoria scaligera di Verona. Ma risale a epoche barbariche, quindi il V-VI secolo d.C. la zona è già fortificata perché è un guado del fiume Adige. Questa era la zona delle cucine che è stata utilizzata fino a pochi secoli fa, quando il castello in seguito diventerà una villa aristocratica. E noi vediamo questo secchiaio con lo scarico direttamente a livello del fossato del castello. Abbiamo ambienti di cucina ancora più interessanti da questa parte perché abbiamo gli antichi fornelli, si metteva la brace, la pentola continuava la sua cottura lenta e rimaneva al caldo. L'alimentazione era con il fuoco del camino e qui al lato abbiamo anche un antico forno per il pane. Le cucine dovevano servire una guarnigione militare nel Medioevo, ma come dicevo a partire dal 1500 il castello diventa anche una villa aristocratica, quindi doveva poi in seguito servire una grande famiglia nobile di Verona che qui passava la villeggiatura, le vacanze. Si amministrava anche la giustizia dal castello di Zevio e diciamo che questa piccola cella di prigione è rimasta in servizio, possiamo dire, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 30-40 il castello era sede dei carabinieri e qualche zeviano probabilmente fino agli anni 40 qualche notte deve averla passata anche qui sotto. Facciamo un salto nel tempo, saliamo ai piani superiori, dal 1500 passiamo al 1800 quando questo castello diventa una casa per nobili d'altri tempi.
Ed eccoli qua i vestiti, per noi al giorno d'oggi costumi del magico 1800. 1800 è un'epoca in cui si balla moltissimo in saloni come questo, ospiti della famiglia Sagramoso, che era proprietaria del castello. Un castello e una villa tutta da visitare, sì, perché questo è visitabile naturalmente in certi periodi e in certi giorni dell'anno. In alcuni momenti specifici dell'anno ci sono molte visite. Io proprio adesso devo andare a recuperare un gruppo perché cominciamo una visita guidata. E anche perché noi da qua sentiamo già i suoni della festa, perché la festa non è solo qua, ma è anche per le vie del centro. Dal centro civico-culturale si apre l'esposizione delle mele e dei prodotti delle aziende agricole locali, segno di un lavoro intenso e radicato nel territorio. Siamo partiti questa mattina in questo nuovo viaggio con la raccolta delle mele e ora entriamo nella sala espositiva della 73esima Mostra delle Mele. Thomas Bottaccini, buongiorno. Buongiorno Ida. Un tripudio di colori, di sapori, di profumi, si sente proprio il profumo pieno della mela. Cosa troviamo qui? Qui troviamo i frutti del raccolto di questa mattina. Qui abbiamo tutta l'immensità varietale che questo terreno può dare, non solo Zevio ma anche altre zone vocate all'agricoltura e alla melicoltura. Tutti i prodotti che chiaramente animano questa festa, perché è nata per dare risalto alla mela e al lavoro che fanno gli agricoltori di questa zona. Le varie differenze tra tutte queste qualità di mele, sono veramente tante. Sono tante. Le peculiarità più importanti delle mele, ma che meraviglia. Le mele sono bellissime, sono un frutto molto importante ed è ciò che a questa terra ha dato economia per anni. Quindi questa terra è nata sulla mela, è un terreno che ancora oggi è molto agricolo e gli agricoltori sono una delle principali fonti di reddito di questo territorio. La mela in primis è quella più importante. Effettivamente questa mela, Thomas, assomiglia quasi, potete vedere, all'Arena di Verona, non solo mele ma anche i prodotti correlati che sono tanti al giorno d'oggi. Gli omogenizzati, le mousse, i succhi di frutta, prodotti alternativi che fanno di questo frutto un prodotto futuristico. Ma noi riappoggiamo la nostra mela, la nostra bellissima mela, sì, perché giù c'è qualcos'altro che ci aspetta. Sì, giù c'è una festa che dura da 4 giorni, organizzata dalla Proloco per tutta la comunità e non solo. La vita del paese si anima nel cuore, con bancherelle di artigianato, giochi di legno, musica dal vivo e allegria contagiosa. Una festa che unisce grandi e piccoli, una celebrazione di comunità e convivialità. Si chiude così questa nostra immersione nel cuore di Zevio tra storia, tradizione e futuro. La festa della mela è molto più di un evento, è il segno di un'identità forte, di una comunità unita che ama il proprio territorio. Vi aspettiamo anche il prossimo anno per camminare insieme in questo favoloso viaggio fatto di passioni, storia e memoria. This is our time.